questa scuola è spaventosa. Io non ho mai visto una cosa di questo tipo. Non ho parole per dirti come è presa. Io ti dico, mio figlio non lo lascerei qua un minuto di più. È drammatica, perché c'è un ambiente che è inaccessibile sia per i bambini che per noi insegnanti. L'effetto spending review si abbatte disastrosamente sulla scuola. L'appalto del Ministero, vinto al ribasso anche del 70-80% dalla Manutencoop per la pulizia delle scuole primarie, lascia di fatto le scuole sporche, lerci e inagibili. Per rimanere nei costi la cooperativa ha tagliato con la scura le ore lavorative delle dipendenti e al momento non avrebbero nemmeno fornito il materiale per fare le pulizie. Per cui non abbiamo neanche la scopa, anche se io come insegnante volessi togliere la polvere da sotto i banchi, non ho in mezzo. La situazione è incandescente. A Mira il sindaco ha fatto intervenire alla scuola primaria Leopardi di Mira Treporti l'ASL. La situazione è che in questa scuola, ma come in molte altre, questa è solo una, è un esempio, le pulizie non vengono eseguite dal 19 di dicembre. La situazione è che le classi sono luride. E questo è solo l'inizio, da marzo potrebbe essere peggio. Il governo infatti, accortosi del problema, prima di Natale nella legge di stabilità ha previsto di tamponare il danno fino a febbraio e poi, intanto per terra, sabbia, terra, carte, polvere, una situazione insostenibile per molti genitori. Come genitori, molti di noi non se la sono sentita di portare i ragazzini nella scuola sporca, quindi li abbiamo tenuti a casa attendendo che qualcosa si sblocchi. Il rapporto dell'USLA non lascia dubbi, la situazione igienico-sanitaria alla Leopardi non consente di poter svolgere l'attività scolastica e così il sindaco con un'ordinanza chiude la scuola, la prima delle 21 del suo distretto. Di scuole chiuse per sporcizia nel Veneziano ce ne sono altre, 3 a Marghera e una a Mestre, e nei prossimi giorni potrebbero aggiungersene altre, sotto accusa la Manutencoop. La nuova società appaltante non è pronta al dialogo, a comunicare, non si è preoccupata minimamente di interessarsi, come entrare, di come verbalizzare con le dirigenze l'ingresso in questo nuovo servizio. Hanno addirittura non dato neanche le attrezzature, i detersivi per pulire, quindi proprio una cosa impensabile. Da Roma a verificare la situazione anche dei parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Cultura e Istruzione e c'è chi chiede le dimissioni. Faremo sicuramente un'interrogazione parlamentare, ma non ci limiteremo a questo, interesseremo direttamente il Ministro perché questo sistema non funziona. I due ministri e il Ministro in questione, dal mio punto di vista, dovrà dare anche le dimissioni perché forse il Ministro non si rende conto di quello che il danno che ha provocato. Non c'è nulla da fare, il colpevole è dall'alto.